una grossa soluzione. Sono sempre stato contrario alle quote rosa, Renata, scusami, secondo me non risolve assolutamente il problema. Comunque, quindi io procederei in questo modo: appello, coordinamento e coordinatore o coordinatrice. L'appello mi pare che l'abbia letto tutti. L'abbiano letto tutti. Ci mettiamo meno, dai, lo leggo io. Allora si vota se approvare o meno questo appello, se sottoscrivere o meno questo appello. Appello per un nuovo partito sullo statuto di SEL. Noi, iscritte e iscritti, persone che credono fermamente nel progetto di Sinistra Ecologia e Libertà e che per la crescita della quale stanno mettendo impegno e competenze, chiediamo che la bozza di statuto, in questo momento in discussione internamente al partito, adotti tra i suoi elementi fondanti la definizione di regole per garantire, a partire dai circoli fino a tutti i livelli organizzativi, la elezione di un coordinatore e di una coordinatrice, istituendo quindi una doppia carica di portavoce secondo il principio della parità di genere. Consideriamo già intuibile ad oggi il valore democratico e culturale di questa scelta, ma forse il tempo potrà valutarne la portata. L'impegno di eleggere un coordinatore e una coordinatrice va infatti ben oltre il discorso delle quote. Tra i molteplici motivi che potrebbero essere utilizzati per appoggiare questa scelta, ci sembrano centrali nella discussione sul nuovo partito alcuni in particolare. La doppia figura imporrebbe un ulteriore e utile elemento di discussione e di confronto interno al partito. La contemplazione dei diversi punti di vista, intesa a fondamento dei valori che abbiamo condiviso durante il congresso, sarebbe consolidata a livello strutturale pur mantenendo l'agibilità e l'efficacia di un confronto tra i due ultimi elementi di sintesi nei momenti di necessità e di urgenza. Si tratterebbe in buona sostanza di una eliminazione dell'io come punto fondamentale di tutte le dittature, utile ad un partito orizzontale secondo quanto è nelle aspirazioni di tutti noi e nei valori in cui ci siamo riconosciuti nel fondare il nostro soggetto politico. Tale richiesta di confronto indurrebbe inoltre a realizzare un confronto a tutti i livelli con necessaria sintesi tra persone di diverso genere, esplicitando e quindi rendendo strumento di confronto anche le diverse sensibilità che inconsciamente si celano tra le due metà del cerchio. Infine, tale struttura potrà favorire, almeno nei diversi livelli non nazionali, l'ampio inserimento di persone, uomini e donne, provenienti dal mondo del lavoro e che si potranno dedicare alla politica part-time. Favorire una maggiore apertura al mondo del lavoro non può che essere considerato un lavoro aggiunto affinché il partito stesso possa dare migliori risposte alla società italiana. Questa richiesta, che potrebbe apparire ardita, assolutamente innovativa a livello dei partiti italiani, trova alcuni interessanti precedenti sia in alcune realtà locali, Firenze, Arezzo, eccetera, sia in altre organizzazioni nazionali che hanno adottato la doppia figura senza subire limitazioni nell'efficienza organizzativa. Osiamo scegliere il meglio per il partito che stiamo costruendo. Allora, no, non esiste dichiarazione di voto. No, abbiamo già parlato, mi pare, no? Se volete facciamo un favore, un